sabato 28 novembre, siamo davanti alla Ali di via Siracusa per una colletta alimentare. Abbiamo due volontari della scuola che adesso andiamo a intervistare. La prima è Giulia del liceo classico. Ciao Giulia! Cosa ti ha spinto a venire qui oggi? Il fatto che poter dedicare del proprio tempo a un'iniziativa così nobile sia molto importante. Pensare anche il fatto che tutti i supermercati d'Italia per un giorno abbiano in comune la stessa iniziativa e la stessa intenzione, ovvero quello di raccogliere degli alimenti che dopo verranno donati alle persone che ne hanno veramente bisogno. Abbiamo anche Camilla dello scientifico. La Camilla è qui dall'8 del mattino e gli chiediamo, adesso sono più o meno le 5 della sera, nell'arco di questa giornata qual è stato il momento più bello secondo lei? Le signore che preferiscono dare il carrello con una spesa intera e magari rinunciare a qualcosa loro per aiutare persone meno bisognose che ci dicono che stiamo facendo del bene. E dovremmo far notizia noi invece che altre persone che non fanno del bene e comunque vedere un sacco di persone che lasciano un contributo per quanto piccolo per aiutare questa buona causa. Mentre stiamo parlando, qui abbiamo altre studentesse del liceo classico o ex studentesse che da questa mattina alle 8 si stanno occupando di questa bellissima iniziativa. Questa è roba vostra. Ho pensato che domani che vengono i figli, faccio i prati, non glieli faccio. Mangiate questa grappa, tutti questi vanno non sapevo come. Ho preso un po' di Ho preso un mix. Ecco qua. Se volete parto con calma, io mi prendo la mia roba. She hurt my head, oh mama, oh, but my eyes won't leave her. I go head over heels for Tina, my cheerleader, she's my diva. She hurt my head, oh mama. This is, she hurt my head.